raga, ciao a tutti dal Comandante Veneziano, pole position con il tracciato bagnato, incredibile, dai che possiamo alzare ancora un pochino la difficoltà. Raga, problema, ho fatto un aggiornamento di 5 giga e 7, sta scritta verde del cacchio sopra il gioco. Se anche qualcun altro è capitato, se mi può magari spiegare come levarla, perché mi sta girando alquanto il cazzo, ma a parte questo, insomma, bene. Pole position incredibile, fiori, incredibile, c'è quella pioggia, il miracolo. Allora, controllo consumi. 24-32, ma io starei 1 e 2. Ok. E niente raga, quindi veramente se mi potete dire per come levare sta roba, perché dopo l'aggiornamento è successo anche questo. Concentrazione. Vai, si parte, cerchiamo di fare una partenza decente. Vaffanculo a Marquez, maledetto, e ciao. Potevamo perdere anche di più, mi va anche bene così. Ci stiamo attenti a non fare incidenti, per cortesia, grazie. Guarda, Vardio, ma basta starmi sul culetto. Ecco, ho rallentato tanto, va bene, ho perso tantissimo, quantomeno non ho perso posizioni. Già questo è importante. Con la pioggia ha fatto grandi cose. Attenzione, Oliveira. Oliva è andato. Faccio molta fatica a tenerla. Ho perso molte posizioni. Mamma mia, bruttissima anche qui. Mamma mia ragazzi, oh ma... danni leggeri perché mi vengono addosso. Vabbè dai, va bene. Cioè ho perso... no vabbè, fioi. Ma stiamo scherzando? No, questa proprio non l'ho capita sinceramente. Danni moderati, gara già buttata, incredibile. Non so come sia possibile. Va bene. Guarda che roba! No, incidenti mostruosi! Incidenti mostruosi! Incidenti incredibili! Mai visto una cosa del genere su MotoGP? Che figata! Ho la moto distrutta, ma va bene. Tantissimi ritiri sicuramente. Non ci voglio credere. È la barra verde. Incidente spaventoso. Incidente spaventoso. Cerchiamo di tenere la posizione, almeno un punticino portiamolo a casa. Vara, che roba! No, vabbè, questa gara è proprio fallata, Danni moderati, la moto è andata, fioi. Siamo 15esimi, ma siamo ultimi. Quindi l'importante è finirla a questo punto. Tutti ritirati. Mamma che incidente. La moto non c'è più, la sento distrutta. Teniamo il punto, stiamo tranquilli. Porca trota, cosa è successo? Incidente spaventoso. Purtroppo noi possiamo finire 15esimi. Ormai la moto è finita, speriamo. Attenzione, incidente a Marquez, anche Marquez, pazzesco, anche i Bill cadono. Gara senza un senso logique. Sta succedendo il finimondo al Sachsenring. Sta succedendo il finimondo, fuori anche Rossi. Dal pianino perché ho la moto finita. Siamo 13esimi. Non se la fa. La moto mia è andata. Lasciamo passare Escargot, nessun problema. Mamma mia, incidenti spaventosi. Io la moto non ce l'ho più, ma va bene, finisce così la gara. Mi dispiace ragazzi, però vediamo qualcosa di diverso finalmente. Sarà la barra verde, ma chi lo sa. È successo realmente il finimondo. Io devo andare pianino perché sennò distruggo la moto, Ho danni importanti ovunque. Peccato, stando un po' più attenti potevo finire bene. Siamo ultimi ma siamo 14esimi, quindi in obiettivo scuderia. Cioè la moto, mamma.
Ma tanto ragazzi, veramente oggi stanno massacrando davanti, non capisco cosa stia succedendo, veramente. Cioè, ma è spaventoso, tutti qua vanno fuori. Don't not parole, veramente. Don't not parole. No, ai ai ai, ai ai ai. Eccola qua. Sono caduto anch'io. È giusto così, non devo usare le rewind. E mi ritiro anch'io. Gara che veramente non capisco. Tra poco la regia ci porterà in zona podio per assistere alla cerimonia di premiazione, ma nel frattempo vediamo. Alla fine ci danno il 13° posto, ma guardate quanti ritiri, pazzesco. Non so, non ho ben capito cosa sia successo. Noi siamo 12esimi, purtroppo perdiamo parecchi punti. Sarà duro arrivare decimi, raga. Perso una grande occasione, primo ritiro. Ma boh, non ho capito veramente cosa sia successo, sinceramente. Faccio veramente fatica. Scusa, perché l'aerodinamica a 15 settimane? Oh. Boh. Ok. Porca miseria, però. Niente, se andiamo ad Assen, come si dice, l'università della MotoGP, però io veramente non so cosa dire. Quella gara senza senso, chiaramente. Io i rewind li tengo soprattutto per le qualifiche o comunque per le prove libere, che almeno cerco di fare quelle per cercare di portare a casa qualche sviluppo, ma in gara non era giusto, quindi era giusto il ritiro. Però porca miseria, cioè, meno male che almeno ho sofferto 13esimo per tutti i ritiri davanti, ma non so, adesso veramente il finimondo. Raga, se mi potete aggiornare se può capitare una roba del genere, soprattutto perché c'è sta riga verde che non capisco. Video un po' destabilizzante di MotoGP. Alla prossima, ciao!